Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv di oggi, mercoledì 24 giugno 2026. In apertura, Italia e Stati Uniti dopo le tensioni Meloni-Trump. Alleanza Atlantica sì, sudditanza europea no. Poi ferrovie e cantieri estivi. Spazio al piano casa della Lega per famiglie e ceto medio. Nel Mediterraneo, asse Italia-Grecia, supporti e logistica. Dagli Stati Uniti, Trump incassa una vittoria sui rimpatri accelerati. Infine, sicurezza stradale. Task Force Salvini, Piantedosi, Valditara per salvare vite. Restate con noi, il giornale comincia ora. Gli Stati Uniti valgono più di Trump. Caso Meloni, attenti a Pechino e Bruxelles. Italia e Stati Uniti restano alleati storici. La tensione tra Giorgia Meloni e Donald Trump non può diventare il pretesto per riportare l'Italia sotto tutela di Bruxelles. Il rapporto con Washington va difeso senza complessi e senza trasformare l'antitrampismo in una svolta meno atlantista. La linea è chiara: alleanza atlantica sì, sudditanza europea no. Lo dice Claudio Borghi a Radio Libertà. Se due alleati litigano, sono contenti gli avversari. E ancora, gli Stati Uniti sono nostri clienti. I cinesi, invece, sono nostri concorrenti. Tradotto, si difendono gli interessi nazionali, si parla con gli alleati e non si consegna l'Italia ai salotti di Bruxelles. Salvini accelera sulle ferrovie. Ferrovie, cantieri e estate, i nodi. Salvini porta all'MIT i vertici del sistema ferroviario e mette sul tavolo cantieri, puntualità, sicurezza e disagi estivi. Non annunci, ma numeri e verifiche. I cantieri attivi sono circa 1300, con il nodo PNRR. Al centro anche il piano estate, l'assistenza ai passeggeri e 60 bus di supporto. Il MIT segnala una puntualità di giugno al 76%, contro il 69% del 2025 e il 70% del 2024. Sul fronte sicurezza, le aggressioni al personale calano del 47% e gli illeciti su treni e stazioni dell'11%. La Lega rivendica risultati misurabili. Diamo casa agli italiani. Piano Lega fondamentale per le famiglie. Il piano casa diventa una bandiera sociale della Lega. Il decreto, approvato in prima lettura alla Camera, punta a dare risposte a famiglie, lavoratori, giovani coppie e ceto medio. Non assistenzialismo, ma recupero del patrimonio pubblico, case vuote rimesse in circolo e interventi contro l'emergenza abitativa. Il messaggio è semplice: la casa non è un lusso da tassare, è il cuore della stabilità familiare e di un progetto di vita, senza affitti impossibili. Da una parte chi sogna patrimoniali, dall'altra Salvini, che lavora per usare meglio ciò che già esiste. Una misura sociale per chi lavora, paga le tasse e chiede stabilità. Più porti, meno tasse. Asse Italia-Grecia sul mare. Italia e Grecia rafforzano l'asse mediterraneo su porti, logistica e trasporti. Salvini ha incontrato il ministro greco Vasilis Kikilias, mettendo al centro collegamenti marittimi, rotte commerciali e dossier europei. Il punto politico riguarda i balzelli green sul trasporto marittimo. Roma e Atene chiedono una revisione dell'ITS e condividono la contrarietà al Net Zero Framework in sede IMO. Il mare non può diventare l'ennesimo laboratorio fiscale di Bruxelles. Con la Grecia, l'Italia costruisce una linea concreta. Meno ideologia, più infrastrutture. Meno tasse, più lavoro. Rimpatri, vince Trump. Importante sentenza a favore del presidente. Donald Trump incassa una vittoria giudiziaria sull'immigrazione illegale. Secondo Fox News, una corte d'appello federale ha riattivato la politica di expedited removal del Dipartimento per la Sicurezza Interna, che consente la rimozione accelerata degli immigrati irregolari. La decisione è anche politica. Trump applica una promessa chiara: chi entra illegalmente non può contare per anni su rinvii, cavilli e ricorsi infiniti. Il messaggio è netto: confini, legge, ordine.
La vicenda parla anche all'Europa. L'immigrazione illegale non si governa con prediche e burocrazia, ma con regole chiare, confini difesi e decisioni applicate. Task Force per le strade sicure. Salvini, Valditara e Piantedosi per salvare vite. Sicurezza stradale. Salvini, Piantedosi e Valditara mettono in campo una task force tra MIT, Viminale e Ministero dell'Istruzione. L'obiettivo è salvare vite, soprattutto tra i giovani. Il lavoro passa dal Viminale, dal nuovo spot del 30 giugno, dalle barriere salva motociclisti e da investimenti mirati. Ci sono 15 milioni per l'educazione stradale nelle scuole. I corsi extracurricolari potranno dare 2 punti di credito al rilascio della patente. Il messaggio è chiaro. Sicurezza significa prevenzione, scuola, controlli e infrastrutture più sicure. Perché sulle strade non si difendono statistiche, si difendono vite umane. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Servono case, non tasse. Piano Salvini e difende il ceto medio. La casa, per la Lega, non è il bersaglio fiscale della prossima patrimoniale. Per questo il piano casa promosso da Matteo Salvini non è solo un provvedimento tecnico. È una scelta sociale, identitaria, nazionale. Su sussidiario.net Gianni Credit lo legge come un piano casa fra Stato e mercato, fondato sulla sussidiarietà. Non statalismo, ma collaborazione tra pubblico e privato. 1 miliardo attivabile entro il 2027, almeno 100.000 nuovi alloggi in 10 anni, una dotazione potenziale fino a 10 miliardi entro il 2034. Il MIT ha già censito oltre 63.000 richieste di ristrutturazione di alloggi pubblici. Mentre la sinistra parla di patrimoniali e tasse sulla proprietà, Salvini sceglie un'altra strada: rimettere in circolo il patrimonio pubblico, mobilitare il risparmio privato e coinvolgere banche e cassa depositi e prestiti. Per famiglie, giovani coppie, lavoratori e ceto medio, la casa non è un lusso da colpire. È stabilità, libertà, futuro. Petrolio, tregua fragile. Prezzi giù, ma scorte da rifare. Il memorandum tra Stati Uniti e Iran ha dato un primo effetto positivo. Il petrolio è sceso, i mercati hanno respirato e i prezzi del greggio sono quasi tornati ai livelli precedenti alla guerra. È una buona notizia per famiglie, trasportatori e imprese. Ma guai a confondere una tregua con una pace solida. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, intervistato da ilsussidiario.net, avverte: è una pace destinata a durare poco. Il Medio Oriente resta una polveriera e l'energia continua a essere sicurezza nazionale. La linea è chiara. Bene la trattativa, si abbassa i prezzi e protegge famiglie e imprese. Ma niente illusioni. La pace non si regge sui comunicati, si regge sui rapporti di forza. Quando il petrolio scende, l'economia respira. Chi governa deve fare scorte, difendere l'energia nazionale e prepararsi all'inverno. E con questa notizia, l'edizione di oggi del TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani, alla stessa ora e sulle stesse frequenze. A presto. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà,